Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Sa puntata de Cosa Bella de Oi sa portà un baronia e se ho proprio in su brugu de carteddi, questo logo di aderu bello e de ispanto e noi siamo accanto a essa grecia adesso Cristo Santo, questo Cristo che sta ribau noi in carteddi proprio su 1394 e stugiau a intre sa grecia e tutto, ma questo è un logo de ispanto onde raccontau conto su Gracia delle Dettotto con sul romanzo Cosa Sua Canne al Vento che ha proprio scritto ispirata proprio di questo logo e questo è un logo a un di aderu anta quantau beni su brugu e anta quantau mera de tradizioni in noi con i scunfradis e tutto canto, ma in noi c'è un logo e cosa bella sa portau noi a carteddi proprio con questo, poi c'è una domo antica su 1700, primo anno del 1700, una domo di gente ricca de sa famiglia Marras de Insandus che su comune tutto ha distugiato, antiorrava a bogai a fuori da tutte cose antiche e poi è diventato un bello museo etnografico e in cui si savettera Dottore Marras, che è un nevori dei Marras antico che hanno fatto edificare questa domo e dunque se us andai a conoscere come via sa vita in noi in carteddi e in tutta sa baronia prusa presto. Dunque se teneis pazienza e volete venire con me andate a conoscere questa domo dei Marras e dunque sul museo etnografico dei noi dei carteddi. Venite con me. E questa è la domo e Marras, una domo umana, una domo bella, una domo de gente di aderu ricca. Noi domandavo a Dottore Marras, che è presidente del Saprolocco, che in noi con Saprolocco così, in tutte le cose, tutte le fainas, sul museo e tutto di noi. Ma Dottore Marras mi pare che è parente e tutto dei Marras che via dei meriti di questa domo umana. Ecco, questa domo è sta parte a noi mio. Ma noi meo che non ma noi e vinza su 70 battolo vivi a un zio mio che ti scappolo non si ti mai sposato e dopo è tornato a suo frate e la fortuna che abbiamo stento come cartedeso che hanno un gruppo di giovani hanno animato a conservare la memoria storica della tradizione, usanza e tutte le belle abitudini che viene in cartelli hanno non vedo che si scomparini, ti andano a morrere che sta arrivata a modernità. E per questa domo si inizia destinata quasi a sa demolizione, a che la rughere, qualche spazio magari un casermone anonimo del brocchetto ed è cosa che non ha nulla rispetto a questa tipologia. Invece siete sul serio, cioè sul comune tutto a pigliare questa domo. Allora, è successo in questo modo, questo gruppo di giovani, che hanno sui 30 anni, 35 anni, per un anno io, e abbiamo tenuto questa brillante idea di prima affittare la domo da sormere che la tenevano e poi l'abbiamo fatto la proposta della Venere e che è stata la vendita. E noi automaticamente l'abbiamo colata quasi a prezzo politico, proprio a prezzo quasi regalata, a questa comunità montana, che Carteddi appartiene a questa comunità montana di Siniscola. Ecco, questa è stata un'operazione necessaria, che se no non venivamo fatta a restaurare questa comunità montana, grazie a essa hanno posto sul fondo, su dinari, e tornare bella. E poi, Dottore, teniamo una domo museo
bella, vrena di già 2000 cose in esposizioni e contami di questa cotti, noi ci punti tutte cose su carro, ci punti cose potrà ballare in susatto e tutto canto. Cominciamo su questa cotti. Allora, s'accorti intanto una cosa presa che ti viti in tutte le famiglie dei cartelli, intanto se l'uomo rite, se l'uomo a corte che si nata, ma questa è gallo prumanna. E s'accorti sempre recitato, varia muros altos, che non dariano mai verso sul cammino. L'unica collegamento che si strada pubblica è sul portale mano d'ingresso. In noi entra i carros che sorvoese e in occhio su zero ponevano su carro a metà della corte e sorvoese i solloggiati. I solloggiati in quello. E caso vuoi è su carro è l'unico mezzo da trasportare, può carrare la roba che poteva servire a su massaio a travallare in campagna, ma serviva per come mezzo di trasporto, gente e poco. E quindi costruiti su un punto ideale per lo sistemare e poter vivere. Questa corte è durata come via da già del 1700, anzi a noi stabilità, forse si cominciava a edificare questa domo a fine del 600, dunque è una domo che ha più di 300 anni di storia. È vero, più di 300 anni di storia ed è tipica che ha manteso la tipologia originaria della urbanistica, tipica dei cartelli e della baronia. Questa gente ricca mera, però, E sta in bene, che sta in bene. Poi te la domma a due sprani, manso, è già in un castello questa domo. Però in noi, in Sagorti, ci vuole uno scanto apposento. E questa cosa bella, dottore, che da una parte c'è sul mondo dei uomini e dall'altra parte sul mondo dei femminas. Cominciamo a contare sul mondo dei uomini con i pastori. In questo apposento in noi c'è tutto e torrao a Ponapillo, tutte le cose che contano sul traballo dei pastori. Infatti, ecco, proprio sul cortile c'è la base di poggiare sui attrezzi che servivano sul massaio, quindi sul carro. E intorno abbiamo tutte le esistenze che servivano un po' sul lavoro. E avete in un angolo la domo del suo pastore, che suocco che veniva fatta in mezzo del domo, non preso come lo teniamo come noi che sa minera, il suo chile, no. E bisogna tutti i soggetti del suo pastore, in cui che ha su casa, ha fumicate su casa e lo invecchiai, e l'abbiamo lucchiata a maturazione. La loggia se l'ha ponato prima e ti può ponere su bestiame. E bestiame magari per roba che si poteva guastare. E va dietro un altro ambiente che è l'ambiente della cantina, una famiglia. In noi si da ballare su bino, ci viene il bingias, ci punta ancora. Il bingias e dunque sul traballo della bingia o lì in un magazzino e fai su bino, traballai su bino. E traballai su bino. Siamo proprio sul tempo della Savinenna, e Savinenna è una cerimonia che coinvolgeva tutta la famiglia. Il cammino si fa su cannonato, in modo particolare noi cannonato. E naturalmente veniva fatto tutto in maniera arcaica, non che sono mezzo di comodo. Tu canta con i spesi su bino. Esatto, che sono spesi. Il lacco sull'acqua che teniamo la sala della cantina, veste su la pressa tutto dell'inna e un macinino poi più moderno può sempre pigiare su prutone della sacchina. E dunque sai noi e qui sono sul mondo dei maschi, dei uomini, sanno che traballanta su bino, traballanta in pastorizia e tutto quanto. Ma c'è sul mondo dei femminas. Poi tengo dice su triagio, dunque su dessingiu, tutto su traballo con telas, stoffas, lanas e tutto quanto. E dentro sul periodo che siamo in anno, vede questa divisione quasi naturale del suo impegno, del suo ruolo femminile e dei suoi uomini. Noi siamo fatto dei suoi ambienti, no? Che in questo domo per sul lavoro dei uomini.
Naturalmente a fianco bitti a istanze, che adesso dessa Massaia, dessa Emina, chi Sameredomo. Naturalmente Sameredomo, noi mai sola, che una donna mannagoi, una famiglia tenia per aiutanti, tanto bisogna seracca, come te somene tenia su seracco, Emina tenia su seracca. E bitti sa sala, poi la mosabia, sa sala in uve, Emina mulia sul tricco, essa mola su Poleddo che era tempo su Burricheddo e su compito dessa Emina calite dopo che su Burrico aveva finito di traballare piccaini costa su tricco molito e sa Emina che su retato la separati Sarina, dai su talau. Su talau ti posso animale e Sarina poi in base a su che queria fare, o queria fare spane, o queria fare pasta macarrone di busa, macarrone di pollo. Prima ci aveva suscetti, ma sa simbolo e tutto. Esatto. Dunque sa bruscosa. Bruscosa. E te as abilità di questa Masai e cose di hackere Sarina che gli serviva per hackere su che queria realizzare. E dunque se in cui si traballata come 6 bienni di ripresa che ho fatto, iniziando con su Burricheddo, ci aveva tutto questo traballo umano e poi si va a Suvani a mangiare ghizzi e dunque sa traballo in pinni umano dei femmine sa danzando. Sa trovati sempre dei femmine fermo contenti, c'è stato un triagio antico del suo 700. Questo pure è un traballo sul telaggio sul lavoro finale di femmina che prima bisogna di preparare il suilo. Suilo per poter usare il telaggio. Quindi il suilo poteva essere fatto o da essa lana di servecche e quindi varia tutto un lavoro a non finire, poi bitti Zulino poi veniva traballato, veniva bitti su massaio, ecco sul lavoro delle sommine, che in campagna poneva su Zulino, poi dopo accanto a maturo che lo yucchiatano, che sai mi da lo che ha sui lati. E dunque da questa terra è diventata una bella tela, poi vai camisa e tutte le cose bella, in lingua, si usa e si usa ancora oggi. Prima tu traballanta di avere questa maniera tradizionale come si viene con tutte le cose ci punti in noi. C'è un altro aposentetto però in noi che mi piace in me, ci punti un paio di gioco, poi questa famiglia è tutto, questa famiglia è ricca, come ti munenti, dottore Annao benestanti, tenivano villus e nevoris e zeraccos e tutto quanto, e dunque quando non ci via, quando spacciata il sessore traballo, si poteva andare a giocare in pari, a gioco spunti. Allora, io ho costruito intanto intrattenere lo spezzino che se ne è fatto per spacco a malo possibile, che non è sempre impedimenti in mezzo a questa gente lavorando. E poi su io quindi un elemento per maturare una idea di che dia fare a mano, bitti su fusileddo, compreso, bitti su carreddo, bitti su tutto su che poteva servire accanto in mano. Questo io quindi indispensabile per la formazione del suo pizzino. Poi il pizzinetto, il piccioccheddo se lo pianta sopra dei cresci e dunque se il piccioccheddo lo pianta assimillare, imitai e fai cose scavate in mano, se dunque sei gioco, pianta gusto. E dunque se noi, dottore, io vi tutto questa parte del Saddom, questa parte bassa, potete un sa gotti, sa posento, sul luogo del suo traballo. Ma una domo di aici, gente di importo umano, come ti pianta in marra senza anzo, ma una cosa, ma domo di aici manna, se non garteddi, quanto ci indifonti? In pacca, si poteva contare che sa mano, una deghina, ma binni che non arrivai. Poi sardomo di questa zona, dei cartelli e per questa baronia, in tutto a un piano.
piano terra, e tirare una domo a 2 piani. Infatti questa è una rarità. È una rarità. E noi su noi, e ti vedevo su un dottore, ti domando se mi vai di visitare a me e a vosaltro, se si chiesi in domo con questa televisione, mi si apposento di questa domo, si apposento dei meriti del domo, e dunque sa cucina, si apposento croccai. C'è un apposento che si nata da questo apposento arricchire. Già non mi arricchire. Ecco, è una cosa che gusta pure, che non è che niente si può niente permetti tutto. Se dunque se tu sei di accordo, dottore, andavo su un suso, vedevo questa bella scala. Sono veramente contento di andavo su a questo apposento arricchire, andavo su un punto, andavo. Dunque da questo apposento arricchiti, dottore, non si è passato dai vasci, dai corti, a un dice, poi un bello puzzo manno, ma serviva da posta famiglia in noi Marras oppure sono popolato e tutto? E a disposizione di tutto il vicinato, che non tutta la famiglia teneva su puzzo in sa corte. E tanto per questa bella usanza di lasciare sul portale aperto, e da femmina venivano a questa brocca a prendere la samba che gli serviva in domesola. Quindi, bene. E poi questo è 10 anni, questo puzzo è bello. Esatto. Ma ce n'è ancora? Sì, funziona sempre. Beste. Dopo da provare, si deve spavare. E da stauso. La vivere non lo considero, che poi magari so inquinamento scomo che bisogna, mentre a evitare. No, ma questa donna umana di Aici mi pare che viene da una dei sconti e delle ambientazioni che grazie a delle detto si è ispirata a una, mancai a una di queste domus. Esatto. Non so se è questa o no, ma... La particolarità di questa domo che è stata ricostruita tutti gli ambienti in dove grazie a Delenda i saloni dove grazie a Delenda nati a vivere accanto ai Tingartelli, e questo ambiente è stato dato l'idea grazie a Delenda può realizzare il romanzo Cane al vento. Quindi non sembra un ambiente proprio giusto, che bisogna l'atmosfera giusta, il mobile giusto, e tutti sono aneddoti, sono sconti che in questo periodo in tutte le famiglie. E poi che noi in Gartelli ci punti di avere un'era tradizione, grazie a lei hanno raccontato un'era e ha ambientato il romanzo cosa sua, Cane al vento proprio noi in Gartelli. In Gartelli si fa una gita santa bella dei spanti umani, con tutti i cantori, a concordo e tutto canto. C'è questo bello Cristo che sei viendi dei Gartelli, ha dice tutta una storia, vosato sei tornato a fare questo carro con il suo sarcofago e tutto, quando ci via da su Cristo, che poi si è fermato in noi con i sboisi su carro, in Gartelli. E poi c'è questo bello monte tutta vista, no, questa è una cosa del bantumano, poposatro, noi in Gartelli su monte tutta vista con su bello Cristo, ma quanto è alto questo Cristo? Questo è alto sui 13 metri, 3 metri. Una bella accessibilità atteso, questo Cristo. Se che vi è per i ginocchi, E noi c'è tutto un cammino religioso, c'è uno scanto cosa sa del porto, ma Gartelli è uno dei brucus bello, dei cose bello che ci punti noi in Sardegna e in Italia è tutto, mi pare che fai parte di questa arrezza del brucus italiano. Ma tornando a Sadomo dei Marras, è un nao, Saproloco, tu sei presidente del Saproloco. Dunque, come volontario su questa cultura, vadesi, conosci ai visitatori, si questa dome e tutto quanto. Chi è su visitatori che avveni di noi? I tapunti, si scola, sa turista estrangi, su sardo, su chi è che bene? Allora, vivete a dico di tutto. La scuola è sul periodo che ha questa escursione, andiamo a gita, può andare a scoprire e là che sconoscere la sospizzino, la realtà di ogni vita che sono scomparine.
Il periodo estivo va un turismo che è legato a sul mare. No, noi siamo a 10 km sul mare di Orosei, nel Golfo di Orosei, no? Sì. E allora noi ci agganciamo a sul turismo che è legato a che vedi tipo sul mare, il suo periodo estivo. Il suo periodo invece, come siamo scommo, va un turismo per uso dei nicchia, degli anziani, che vengono tipo a riposare e vengono a non ne può conoscere le nostre usanze, le nostre tradizioni, il modo di vivere della gente dell'interno della Sardegna. Casa Sardegna, vinto da poco tempo fa, che ti conosce solo quasi come zona di mare. Certo, invece, come finalmente siamo scoperti. C'è questo turismo narauso in italiano si narra esperienziale, questa gente che poi li conosci, poi li tieni questa esperienza personale e conosci bene le cose della cultura sarda. E noi in questo aposento di arricchire, come Tarnaudui, c'è una bella cascia, tutto tagliata. Questa è cascia di questa zona o di onde est? No, è di questa zona e questa veniva data in dote, un elemento importante che veniva data a Saiza accanto agli sposati. Questo è uno mobile per conservare i documenti personali. Ma noi ci poniamo a bancare il trigo e tutto. Chiaramente non ne tenia solo uno, ne tenia diverse, in base alla possibilità di dinari economica che tenia. Se ne tenia solo una, in cui che poneva le cose per uso pregiate, per uso intime, su costume, su camisa. Se invece ne tenia più di una, non poneva tante rosone. E noi, sicuramente questa è questa possibilità di ci punti ciccheredda, può combinare, non posso combinare. Naturalmente non poteva mancare, adesso è proprio questa zona, ma un po' Rosardo, lo teniamo ospitalità e accoglienza. Quando viene una persona, una visita a Domo Nostra, intanto noi la gollozimo è stata un po' buona, è stata un po' pulita. E noi bisogna per i soso carichetti e salsichereddas per uso bella, quasi può accherviere che siamo su persone non terra ma che siamo persone che nos adattiamo a vivere bene noi sporo. Dunque, contami invece del Saposente Corcai. Questo bello letto in ferro, no? Allora, questo è il Saposento del Corcai è particolare. Intanto il Sadomo che noi diciamo, Sadomo è netto. No? E domo è netto, che netto vuol dire pulito, no? Perché non comprendete sull'imbazzo nostro. Una famiglia che non tenia questa domo da ricevere, allora usate la domo di netto può ricevere le persone importanti, su pride, su sindaco, personaggio di un certo tipo. E poi mi piace raccontare, narrare un'usanza importante che è del Saposento in Uvedromiana. E come la natalità è tutto in ospedale, no? Una donna va a partorire in ospedale, prima invece si partoriva tutto in famiglia. Un salvatore veniva dal domo. Esatto. Dopo che nasce questo pizzino, noi gli nariamo su pizzino nuovo, allora tutti i parenti, amici, scomare, venivano a fare visita a sua mamma e a suo piccino nuovo. E quindi la cogliana è Sadomenetto. E poi questa credenza che noi vediamo a Muro, che è una rarità come in una istanza di dormire, e poi bitte sul rosolio, bitte la ziccaretta che abbiamo nato prima, poco convitare, solo bistocco, so che hanno preparato a mere prima del suo parto. No, e noi pure penso che mentre tutta la Sardegna, poi dopo su Battiari, dopo quanto tempo ci fiassi in cresiamento? Quando è che allora, in Oca siamo parlando di un periodo in cui la mortalità infantile metta elevata, e quindi la paura che per la crisi imponiata a suo genitore, a suo babbo e a sua mamma, di andare in crisi entro 7 giorni dalla sua nascita.
Senza sa mamma però. Senza sa mamma barrai il letto. Suo piccino nuovo, suo piccino del battiale, veniva piccato non manco da sua madrina, ma da sua madrina e braccio. E quindi questa madrina e braccio è una persona di fiducia che poteva essere di famiglia o comunque di fiducia della famiglia del suo piccino e che lui ha chiamato in chiesa. Accanto che hanno su battiale, hanno bello consegnato, bello dato in mano a sua madrina. E da hanno sua madrina una mamma, no? Certo. Del suo piccino. Un'altra cosa bella di questo apposente Corcai è che c'è questa cuppa, dunque il suo riscaldamento che ha fatto con questa cuppa, dunque questa braccia di questa porretta, e calentaia da s'apposente e tutto quanto. E prima di passare a questa cucina c'è invece quest'altra stanza, questo apposento che c'è sta quest'ala, noi abbiamo fatto proprio una cosa museale, poi c'è esposto, non è tornato a costruire questo che avvia da Saddomo, ma è fatto proprio un apposento museale con il costume sardo, dunque vestimenta che si usavano danzando su di questa zona, di questa baronia e dei cartelli. E invece queste altre cose che appunto esposte in vetrine? Allora, questi sono oggetti che sono proprietà della famiglia. Naturalmente, più ricca, più teneva la possibilità di spendere, più commissionati a queste artigiane di hackere un oggetto particolare. Infatti noi che vediamo su due scolo, che noi veniamo posto, che è stato ricamato, ma un lavoro metta certo sì, non abbiamo fatto da persona. Bello. E poi veniva posto un piccolo ritratto di questa persona che queria. Normalmente veniva donato, regalato a salto del suo fidanzamento. Infatti io che ne so colore, uno è roglio e l'altro è blu. No? Proprio a forma di coro può saldare l'unione adesso schini annane e poi a preparare il matrimonio. Certo. Dunque invece staturare, noi poi sul logo c'è una bella una prazza in uso, anche se su Merisi venivano a contare i conti, dunque questo che andava su Belvedere, su logo la stia e Sabida, in cui si atturanta in Merisi dei stari, no? Esatto, questo è una bella usanza che prima e che come qualche volta me la disizzo, che Giusero, Sormanno, Zediana, in Foresa e nariana donzione esperienza sua e su pizzino e ti abbarrati sedito a fianco ascoltare meravigliato che posso ascoltare per immagazzinare la memoria sua questa esperienza che sono noi da diano in questa regione. E la televisione è come, la televisione non viene dieta. E noi siamo ammaliati da questo racconto. E cose che in Arauso è di tradizione orale, aredeo e dunque a Iaio, a figlio e tutto quanto. Dunque, poi accabai questo attovio e si è stato scelto un altro apposento, ma è importo questa cucina. Esatto. In cui si prepara da questa cosa papà e poi tutta la famiglia, no? La cucina è l'uomo sicuramente più vissuta, più in nuove gente sempre più presente. E la mère l'uomo è diventata per schiava del suo lavoro che vede hackere. Intanto teniamo conto di una vita la ziminera, la ziminera che suoco che è sempre a lutto in estivo e in inverno, che serviva per cucinare hackere su manico. Tanto non vede la convegna di come, su gas, la cucina su forno. Tanto si queria che doveva ingegnare. No, ti devi aiutare da zicco di fantasia, poi hackere su che a te serviata. Certo. Esamina in inverno è bello, che barrai di fronte a suo acqua, su caente, si callenta in inverno, in inverno non possiamo immaginare, no, quanto fatica questa emina cucinare carafuoco.
Certo. Esatto. Fatica c'è andare avanti un mese, in domo, in Susatto e in fuori, tra ballendi e tutto canto, però santi lassau questo ricordo bello di adesso in Portumano e dunque a San Balli sapena a andare in circa di queste cose e a comprendere come le generazioni che vengono prima di noi traballaiant e faticaiant e tutto canto e come ti bifiant. Dunque se devo dare grazie a me a Dottore Marras e a tutti i soci di questa Prolocco che si di questa cosa, questo museo, ma si penso mera altre cose se no in carteggia, no? Beh, è una vita metta rezza, vediamo che l'adattazione è adesso 1000. Infatti il sede vescovile e sede del barone dei baroni, infatti bisogna sorrudere sul resto del castello e ponte. Certo. E beste gallo a chiesa del Santo Prete in dove bitti la sede vescovile, che è un gioiello di viere, che bisogna a San Spalette, bisogna sul affresco, sono del 1100. Che neanche proprio la gana dell'orviere, che sono opera d'arte, Sardina, Pinapacoso. E certo che una gresia di aici di importo in una bidigetta di aici vitichedda sino scisica gusta via da logo di Portumano, mentre sedi del Sovespo e tutto canto, dunque se noi ci via da una tradizione manna con questa cosa, quanto punti persone che abbiano in cartelli in noi? Naturalmente se siamo vai danni del periodo di 9 bitti su vescovo, già non bitti la vita noi di mannas che ha come, quindi vai dare che mezza persone già una vita enorme. Enorme. E noi quanto punti? Noi siamo 2.500 anime, persone. Però infatti c'è questa gresia di avere bella, da sei clienti, cosanto sul parannoso, è una cosa dei spantumani, come ti chiamano il dottore, hai ci punto a fresco, su queste cose artistiche, che contano, si importumano che veniva la cartella, in santo, e olio e tutto. E poi da una riscosto, proprio può narrare che questo che ha ponato prima è vero, basta vedere tutte le cose che bisogna in sa vita, che beste Santo Preto è un gioiello che batta è stato a linea adesso 1300, 1400, 1500, poi andiamo a Santo Cristo, a parrocchiale di Ove, che è questo Cristo monumentale, e tutto il bisogno, sono santos, no, immagine sacra, è opera d'arte, che sono in linda e vale la pena dell'orviere. Conserva veramente la memoria di questo periodo che siamo e che ha ponato prima. E noi ci abbiamo confrarie, se tutto, davanti a tutte le cose, di Gresia, di Santa e tutto quanto. Dunque, dopo tutto questo sconto, dunque siamo arrivati a spazzare su tempo, dunque in noi si salutano, io do grazie a Dottore Marras e tutti i gusti che si ballano per mantenere bene queste cose, questi beni antichi e con vosaltros si usavisi, si fa piacere in Sattorio che era bene de cose belle, poi in noi della baronia dei cartelli e si andava in Bravagianna dei Seui e dunque in Gunisi a Saddommu de Samaia, un'altra cosa bella da conoscere impari e dunque se si fa piacere il Sattorio che era bene le cose belle alla questionare di questa Dommu de Samaia dei Seui. Grazie a tutti su questa pazienza cadenesi, Sichendi e Dogna Gira questa Tobio e si bieu su un saluto si polesi in questa puntata che è da bene. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22.